La Regione Friuli-Venezia Giulia ha un consiglio composto da 59 consiglieri che da diversi anni, durante l'approvazione della legge finanziaria, possono destinare 5 milioni di euro ad associazioni, enti e parrocchie. Ogni consigliere di maggioranza dispone di 110.000 euro, mentre quelli di minoranza di circa 60.000. L'assegnazione di questi fondi non richiede graduatorie, motivazioni o criteri di merito. È sufficiente una semplice segnalazione da parte dei consiglieri stessi. L'unica voce che si è levata contro questo uso discrezionale dei soldi pubblici è stata quella del giovane consigliere regionale, Alessandro Corazza. Quando sono entrato in consiglio regionale mi sono accorto di una prassi che era in uso ormai da anni, che prevedeva che nell'assegnare dei finanziamenti pubblici ad associazioni, enti o parrocchie si utilizzasse un criterio non, sancito dalla legge come dovrebbe essere, ma bensì discrezionale e sulla base delle indicazioni che venivano date da un consigliere regionale. E così quindi molte associazioni, enti o parrocchie si sono viste destinatarie di finanziamenti non perché rientrassero in particolari criteri stabiliti da leggi o da regolamenti, ma perché un consigliere regionale andava dall'assessorato in forma anonima peraltro a segnalare appunto questa associazione. Questo è un uso in sostanza discrezionale di soldi pubblici, benché un po' mascherato e quindi non sia ufficiale, che io mi sono sentito fortemente di condannare perché non ne condividevo i principi con cui veniva fatto e perché ritenevo che tutti dovessero avere la stessa opportunità di accedere ai finanziamenti pubblici e che questi non dovessero essere discrezionali a seconda delle preferenze o le volontà di un consigliere piuttosto che di un altro, che poi puntualmente la maggior parte delle volte si trovano a fare queste ripartizioni per assicurarsi poi un voto che al momento delle elezioni si spera torni indietro. Nonostante il cospicuo stanziamento di fondi, nel nostro territorio alcune manifestazioni di grande impatto culturale ed economico hanno subito drastici tagli, che rischiano di mettere in discussione la loro stessa realizzazione. Ad esempio Friuli Doc, evento che ha lo scopo di promuovere i prodotti locali e che nel mese di settembre richiama 600.000 visitatori in soli 3 giorni. I suoi finanziamenti sono passati da 350.000 euro a 150.000, meno 57%. Un'altra vittima dei tagli è Rototom Sunsplash, il più grande festival reggae europeo, che si svolge i primi giorni di luglio in un piccolo comune della provincia udinese. Nonostante le 180.000 presenze da 16 paesi diversi, i suoi finanziamenti sono stati ridotti del 60%. Mentre queste manifestazioni, che portano un grande ritorno economico alla comunità, vengono lasciate morire, i consiglieri possono regalare 5 milioni di euro a chi gli pare.